Assessore Sec, ultimo appuntamento con Pieve Incontra, nona edizione, ci avviciniamo al decennale e Pieve si conferma una capitale del libro. Sì, questa edizione è stata al tutto al femminile, devo dire è stata veramente interessante per i vari temi toccati, affrontati dalle varie ospiti, da Pega Mosipur, Daria Bignardi, Anna Foa e appunto per finire in bellezza con Ilaria Capua. È stata una rassegna che ha visto il tutto esaurito e quindi è una riconferma che è questa rassegna il nostro fiore all'occhiello per Pieve di Soligo e per tutto il territorio circostante. Stiamo lavorando appunto al decennale perché il prossimo anno saranno appunto i 10 anni di Pieve Incontra con Adriana Rasera che è ideatrice e appunto organizzatrice della rassegna e della selezione dei nostri ospiti. Ebbene sì, siamo appunto candidati a Capitale del Libro per il 2027 e nel nostro dossier abbiamo inserito proprio questo progetto tra gli altri, insomma, di promozione alla lettura in collaborazione con la biblioteca comunale. Perché? Perché si parla di autori di grande rilievo, dove appunto c'è la presenza di pubblicazione recente di libri di alto spessore e quindi ecco che è importante divulgare la lettura anche tra le giovani generazioni e i cittadini del nostro comune. Grazie. Grazie a lei, alla prossima.